Dopo 10 anni Villa Rodella apre le porte ai cittadini, 10 anni di trascuratezza e abbandono per quella che era stata la lussuosa abitazione di Giancarlo Galan, poi confiscata e assegnata alla Fondazione Essenziale, che ha presentato un progetto di recupero e di utilizzo sociale dell'immobile di Cinto Euganeo, una villa immersa nei colli che ospiterà eventi e attività sociali, insomma sarà a disposizione della comunità. I cancelli erano stati aperti, ma solo per poche ore e per utilizzare una piccola parte del giardino 7 anni fa, nel 2018, per un raduno di ciclisti che protestavano contro le mafie. Ora il demanio ha accolto il progetto della Fondazione Essenziale e la villa sarà dedicata a eventi culturali, ma anche a iniziative turistiche legate a ambiente, territorio e legalità. Si guarderà al passato storico dell'edificio, lanciando una sfida al futuro, un futuro legato a cultura, laboratori didattici, accoglienza, il tutto non a caso durante le giornate del FAI, il Fondo per l'Ambiente che apre le porte delle Ville Venete.